Buongiorno a tutti ragazzi, sempre nuove notizie, sempre non tanto belle, comunque stavolta è in arrivo un asteroide grande quanto la piramide di Cheope, quindi la grande piramide di Giza. L'asteroide è potenzialmente pericoloso, ragazzi, secondo i dati certi che sono stati diffusi dalla NASA. Ciao avvocatella, il 28 agosto passerà sopra di noi, quindi loro dicono più o meno a 1 milione di chilometri da noi, siamo ben 40 volte più vicino alla Terra di Venere, quindi pianeta diciamo a noi più vicino. Buongiorno ragazzi, non lo so che cosa è successo, ma è caduta la linea, in effetti la connessione si è persa, non so il perché, non lo so, forse c'è stato un calo. Quindi stavamo parlando ragazzi di questo grosso asteroide che è grande ben 107, passerà dicono 1 milione di chilometri da noi, però è anche vero che dicono che potrebbe colpirci. Allora com'è? Sta lontano oppure no? Questa è la cosa che non vedo tanto giusto, cioè prima dite che passerà lontanissimo da noi, però poi potenzialmente pericoloso, cioè è o non è pericoloso sto coso? Quindi, non lo so, è andata via improvvisamente, caduta la riconnessione, eppure c'è una linea velocissima, diciamo, quindi non lo so, è caduta improvvisamente, mi meraviglio. Bah, di solito qua la linea funziona benissimo, io ho la team, ho 100 mega, quindi deve viaggiare più veloce della luce più o meno. Ho la fibra, quindi vabbè ragazzi, stavamo parlando di questo asteroide e anche la NASA dice che è preoccupata, però improvvisamente forse qualche cosa, che ne so, forse un'esplosione solare ragazzi, non lo so, forse dobbiamo davvero preoccuparci. Di solito se è successo a tutti quanti noi qualche cosa è andata diciamo nei ripetitori satellitari in effetti. Domani anche a me qui sono due assunte, mia mamma e mia nipote, quindi pure qua siamo costretti a rimanere a casa perché purtroppo è la festa di mia mamma. Può essere, no, non dico che l'asteroide ha colpito la linea telefonica, perché quindi in effetti credo che boh, forse qualche interferenza, non lo so. Quindi diciamo che passerà ragazzi, come avevo detto, il 28 di agosto, quindi il 28 di agosto è pure il compleanno del mio nipote, mamma mia che casino. Se io lo dico, mamma mia, incomincia a vedere i mostri, quindi è meglio se non glielo dico proprio, è meglio che non veda il video, quindi è meglio di no. Quindi diciamo che poi ci sarà un altro diciamo asteroide che passerà il 9 di settembre di quest'anno e la probabilità che ci colpisca è di 1 su 7000, quindi ragazzi stiamo proprio messi male, e passerà dicono a 6 milioni di chilometri dalla Terra, però scrivono sempre potrebbe impattare. Questa cosa non l'ho capita tanto, però meglio forse non capire a volte. Poi un evento che capiterà ragazzi quando noi non ci saremo più fortunatamente, passerà l'asteroide 2010 RF12 e qui ragazzi la probabilità è di 1 su 16. Ma chi è che dico le parolacce? Io non ho letto fino a mo', avvocatella, forse io non le leggo, non lo so, eppure sto guardando, eh. Il 9 settembre passa un altro asteroide, però la probabilità è di 1 su 7000, quindi sei fortunata, diciamo. Mio nipote è il 28 di agosto, quindi penso comunque non succeda nulla, ragazzi, perlomeno credo, eh. Poi ce ne sta uno, ragazzi, quello che ho detto prima, sta asteroide 2010 RF12, che secondo la NASA ha una probabilità di 1 su 16, quindi ragazzi impatterà. Però fortunatamente ragazzi non ci saremo, perché in effetti sarà nel 2095, quindi ragazzi io già, ma parecchi di me saranno andati via da tempo, quindi diciamo questo qua sarà quello che
se hanno detto una su 16 ragazzi e sicuramente impatterà, quindi è molto grande e quindi ragazzi questo qua allora sarà un bel disastro, però penso che per il 2095 qualche cosa hanno trovato, quindi in effetti qualche cosa hanno fatto in effetti, speriamo perché se no sarebbe un casino ragazzi, quindi speriamo che trovino. Comunque questo asteroide passerà il 28 di agosto, questo se... No, io non credo, guarda. Quindi, no, io ci voglio essere nel 2095. Quanti anni hai, Patri? Io non lo... Io ho 43 anni, quindi arrivare nel 2095 ci vogliono, un attimo. Poi ci potrei arrivare, dove fare il centenario, dai. Vabbè, se sei giovane ci arriverai, dai. E allora non ce la fai. 32. E ce la puoi fare, ya. Non ti preoccupare, così vedi anche la fine del mondo, ya. Guarda il lato positivo. Così non muori, non muori di vecchiaia, dai. Magari vedi qualche cosa di nuovo, tipo qualche tsunami 100 metri, queste cose, detriti che volano. Io vi sarò. Vabbè, è buon per te. Però secondo me è meglio non starci quel giorno. Sai che vedi, i mostri proprio vedi. A volte noi parliamo delle, diciamo, degli asteroidi, noi parliamo, scherziamo, ridiamo, ragazzi, ma se cade un coso di quelli, vedremo i nostri peggiori mostri, quindi è bello scherzare, parlare dell'argomento, impatterà, non impatterà. Pensate che, vi ricordate a Tunguska, passo solo leggermente, un sassolino, ragazzi, sopra la città per frantumare i vetri. Ed era un sassolino, ragazzi, cioè proprio un sasso era. Ma immagina quando io dico 160 metri, che succede? I palazzi secondo me, vabbè, secondo me non ci neanche accorgiamo che secondo me passiamo a miglior vita. Ah, ectoplasma, quindi sarà incorporea. Allora non vi farà nulla allora. Quindi credo che è come una specie di bomba di Hiroshima. Secondo me dove impatterà l'asteroide, ragazzi, si scioglierà, non so, si frantuma tutto quello che ci sta intorno, quindi non ci sarà nemmeno il tempo di dire ah, che già sarai diluito, va, questa è la parola più bella, diluito, cioè nel senso che a volo scompari, come io Salerno città, tu nord, sud, ovest. Quindi ragazzi, secondo me è meglio non stare quando accadrà, perché secondo me chi vedrà questa cosa non vedrà una cosa buona, quindi io non voglio esserci sinceramente. Che poi mi capita è un'altra cosa. Sì, sì, di Matierno, sì. Quindi buongiorno, ciao, ciao. E speriamo di, se sei così profetica a pensare positivo, mi fa piacere, quindi ciao Gianluca, ti hanno clonato? Vabbè, già l'avevo immaginato, non ti preoccupare, già avevo letto, non ti preoccupare. Preoccupare, già l'ho tolta quella lì, la clonata come la chiamiamo noi, quindi già l'ho bloccata. Grazie Gianluca, quindi già è stata bloccata l'Alessia proteica falsa, anche perché scrivere sei di Matierno mi conosceva. Che succede? Elena, la nostra cara amica, è entrata con il nome di Alessa Proteica e ha detto sei di Matierno. Più facile di così, me l'ho tolta subito col dito nascondita al canale, quindi anche poco... Allora, Elena, sta attenzione, il 28 di agosto che ci sta un asteroide grande quanto la piramide di Giza, 160 metri, quindi mi raccomando, prendi un ombrello d'acciaio e difenditi, come ha detto la signora.
Sì, ma no, ma ha scritto sei di Materno, quindi automaticamente ho capito che era lei, no? Perlomeno scrive un'altra cosa. Yeah, è ridicolo proprio. Comunque, un nuraghe, che cos'è un nuraghe? Scusa se te lo domando, non lo so, eh. Non posso sapere tutto. Un nuraghe, oppure sbagliato a scrivere, o è qualche cosa che io non so. Che è un sotterraneo, un bunker, che cos'è? Ragazzi, secondo me, se arriva questo sassolino di 160 metri, non ci sta bunker che... Ah, te colpisce prima, sì, colpisce prima Avellino e poi Salerno, sì, Elena, è normale, no? Prima, no, però va prima Napoli, Caserta, Avellino, Salerno e poi scende giù, quindi io sto terza fila più o meno, sto bene. Vabbè ragazzi, ci sentiamo, quindi se il 29 agosto non ci sentiamo, è stato un piacere conoscervi. Ma sono costruzioni. Vabbè, vedi? Ho visto, ma l'ho cancellata, l'ho bloccata. Ragazzi, se il 29 non ci vediamo più, ci vediamo in paradiso, oppure all'inverno, poi vediamo dove andiamo. Quindi non lo so, in paradiso ci annoieremo, quindi andiamo tutto all'inverno e facciamo baccano più o meno. Quindi poi dipende. Ah, tu vai giù? E vabbè, che ci vediamo tutti quanti giù allora, perché se andiamo su poi ci scocciamo, è tutto tranquillo, quindi troppo noioso. Se mai scegliamo il purgatorio, ragazzi, forse lì ci sta più movimento. Vabbè, ragazzi, vi saluto e ci sentiamo dopo. Quindi il 29, se non ci sentiamo, ci vediamo sopra, sotto, oppure dipende dalla destinazione che ci tocca. Come si dice in Napoli? Io speriamo che me la cavo, quindi speriamo che andiamo su. Perché andare già a caldo non ce la faccio, ragazzi, quindi all'inverno no, perché padrone, già adesso stiamo in inverno qui e quindi non ce la faccio personalmente ad andare nell'inverno, ma non perché voi non ci voglio andare, è perché fa caldo. Quindi personalmente ciao Patrizia, ciao, quindi preferisco andare più in paradiso, adesso che là ci stai fresco. Paradiso, quindi deve stare climatizzatore. Ma falla scrivere che cosa vuole. Tanto la signora un altro poco è e poi vedi come finisce. Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti e ci sentiamo più tardi. Sempre qualche altro video faccio ragazzi. Speriamo che non faccio qualche altro asteroide, no, questo no. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti, non mangiate assai perché fa caldo, quindi vi appesantite, cercate di mantenerti leggeri anche se è difficile, non ho fame, stai a dieta, avvocato tu. Ah, ti stai preparando per domani Ferragosto, ti stai preparando, costine, tutto sto casino. Quindi ti stai allenando per domani, avvocato. Hai detto che volevi fare costine, brace, cose. Quindi diciamo ti stai mantenendo leggera per domani. Tu scassa rimane. No ragazzi, io sinceramente oggi qualcosa di leggero e veloce. Poi volevo fare una ricetta da mettere su YouTube. Mo' vedo. Ciao avvocate, ciao Elena, ciao Maria, ciao a tutti. Ciao Alessia, ciao a tutti ragazzi.